È innegabile che la pandemia ha cambiato le nostre abitudini di vita e anche le nostre abitudini professionali, e anche i nostri clienti stanno cambiando molto, ed effettivamente quello che noi registriamo è un cliente che utilizza sempre di più lo strumento internet, utilizza sempre di più i canali social, quindi sta diventando sempre più digitale e vuole trovare molte più informazioni ed essere sempre più preparato nel momento in cui arriva a fare una richiesta, e si aspetta soprattutto un trattamento one to one, quindi molto personalizzato. Questo vuol dire che dal lato azienda dobbiamo essere preparati per intercettare le sue esigenze ed essere in grado di soddisfarle nei modi e nei tempi che lui richiede. Per questo l'attività di nurturing legata al cliente o anche al semplice lead sta diventando un aspetto cruciale ed estremamente importante per le nostre aziende. L'attività di lead nurturing è qualcosa che si sta sempre di più alimentando all'interno delle aziende, ed è anche un ambito dove le aziende si stanno strutturando, perché è necessario avere delle competenze digitali, sicuramente delle competenze relazionali e conoscenza del nostro cliente, ed è necessario avere anche delle competenze informatiche. Tutti questi elementi poi devono essere combinati assieme, devono essere sinergici e creare un ecosistema che consenta di rispondere in maniera efficace alle esigenze del cliente. Nel nostro settore, che è quello dell'automotive, noi abbiamo notato come il fatto di riuscire a tracciare tutte le informazioni, a mapparle all'interno di uno strumento, a condividerle, a creare dei sistemi di alert che permettano di monitorare il dato e siano un supporto per la rete vendita piuttosto che l'accettazione nel caso del service, hanno contribuito in maniera significativa e alcune volte anche in maniera importante al raggiungimento degli obiettivi, ovvero trasformare un lead in un cliente reale.